Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti in quel di San Pietro Mussolino. Siamo nella Val Chiampo e oggi vi voglio portare a fare il sentiero delle api e credo sia un sentiero molto interessante. Negli ultimi tempi ne sto sentendo parlare parecchio, quindi eccomi qua ancora nella provincia di Vicenza per portarvi un altro video, e questa volta da una zona molto bella ai piedi delle piccole Dolomiti, e ci sarà tanto da scoprire e tanto da vedere. Andiamo, che sarà un'altra bellissima giornata. Let's go! Bene signori, poco fa abbiamo visto che i cartelli si diramano in due situazioni, una segnata in azzurro, quell'altra segnata in arancione. Tra l'altro un passaggio in un posto molto bello che ricorda la Scozia, è un'area anche dove fanno trial con le moto, e quindi dai, ho visto anche cose simpatiche. Ringrazio i signori qui che mi hanno salutato con cortesia. Uno mi ha offerto anche una bottiglietta d'acqua, gentilissimo. E io proseguo in questo sentiero che è davvero molto bello perché fa conoscere questo territorio in una maniera molto intelligente e interessante. E secondo me fino adesso me lo sto proprio godendo appieno, nonostante non ci siano le condizioni del tempo che fanno aprire colori particolari. Però è assolutamente un percorsino intelligente e faccio un grande applauso a chi l'ha creato, chi l'ha gestito, anche perché è segnalato veramente bene sia dall'inizio e in tutto quanto il sentiero. Veramente veramente bello.
Là in fondo, dove vedete quel palazzetto dello sport, dove ci sono le scuole, è stato il nostro punto di partenza. Benissimo, dopo una decina di chilometri di un percorso veramente segnalato bene e molto interessante, perché si sono attraversate vallate, contrade, dalla parte sia destra che sinistra del fiume, e appunto percorso stupendo secondo me da fare nelle mezze stagioni, autunno, oppure così che stiamo andando verso la primavera. In estate secondo me si patisce il caldo e l'inverno magari non te lo godi. È bello vedere le esplosioni di colori in queste zone. Adesso però ho lasciato una clip indietro, quindi catapultiamoci subito in un posto davvero bello che trovate proprio anche in questo giro, però ve l'ho lasciato alla fine. Eccoci qua ad un punto importante. Quando scendete da questo sentiero vi trovate questa fabbrica di fronte e trovate l'indicazione Sentiero delle Api che vi porta verso destra. Voi qui invece ci tornerete più tardi, perché intanto dovete andare a sinistra per vedere assolutamente questa cosa, e adesso vi ci porto. A una cinquantina di metri da quell'incrocio lì che vi ho fatto vedere si può arrivare ad ammirare l'Ape di Vaia, opera dello scultore ed amico Marco Martalar, fatta con i legni della tempesta Vaia. Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. C'è scritto proprio in questa indicazione. Qui intorno potete vedere una cartellonistica che vi spiega le api, e questo è un loro habitat naturale. San Pietro Mussolino si fa fregio di questo, gliene diamo atto, e so che fanno anche dei percorsi guidati in estate e si possono vedere le varie fasi dell'impollinazione. È veramente veramente stupendo secondo me. Fatevi un giro anche con i bambini. Tanto se volete venire in macchina si può parcheggiare poco lontano. Eccomi tornato alla scultura dell'Ape di Vaia. Il video volevo concluderlo qui. Si trova lungo il percorso, come vi dicevo, però secondo me sarebbe bello che fosse stato il gran finale, invece te lo ritrovi all'incirca a metà. Quindi percorso suggestivo all'interno del paese, con questa chicca ambientalistica e naturalistica sull'ape. Una scultura che non ha bisogno di presentazioni, insomma conosciamo tutti quanti le opere del buon Marco. E io da San Pietro Mussolino, Sentiero delle Api, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale che a voi non costa niente, per me è importantissimo. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!